Io non vengo qui a polemizzare, a me interessa portare a casa l'autonomia, se non altro per un motivo. Vorrei ricordarlo a tutte le forze politiche che in Veneto 2.328.494 leghisti non ci sono. Nel senso che tutti hanno votato per l'autonomia. Non usa mezzi termini il governatore Zaia e continua a ribadire che la bozza d'intesa c'è ed il Veneto, per storia, parametri e virtuosità, deve candidarsi a gestire in maniera solida l'autonomia nelle 23 materie richieste. Audizione in Commissione parlamentare per le questioni regionali in merito all'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato. Ad ora la situazione è di stallo, lo ribadisce l'ex ministro agli affari regionali Erika Stefani. Penso che i lavori per casa la Regione Veneto li abbia fatti compiutamente e che se fosse per la Regione Veneto, per l'impianto che è stato dato alla proposta, che era la proposta che avevo elaborato anch'io all'interno del Ministero degli Affari Regionali al tempo, si potrebbe benissimo fare, basta che ci sia la volontà politica. Rispondendo ai parlamentari, Zaia incalza, sottolineando come ora il Veneto si aspetti che la partita dell'autonomia riprenda, consapevole, ribadisce, che al Parlamento spetti il compito di approvarla. Non è neanche colpa della mia regione o di qualche altra regione se da noi le cose vanno meglio. Molto probabilmente qualcuno ha avuto un comportamento più virtuoso. Non è possibile che la mia regione non abbia, su 570 comuni, non ha un comune in dissesto e ci sia una regione in giro per l'Italia, ne cito una, la Calabria, che ha un comune su 2 in dissesto finanziario. Non ce l'ho con la Calabria, ma ce l'ho con chi comunque ha portato in queste condizioni questi comuni. E penso che questo sia il nostro dovere, risolvere il problema. L'unica soluzione è l'autonomia. Spero che arrivi la risposta, Presidente Corda, perché i veneti dicono solo che la misura è colma.